Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale di oggi. Collega costretta a fare sesso, sospeso ex primario catanese, attualmente il medico è il direttore sanitario dell'ASP di Catania, è indagato per violenza, avrebbe fatto pesare il suo ruolo sul personale femminile durante i turni di lavoro. Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia, condannato per corruzione. La procura di Caltanissetta ha messo in esecuzione la sentenza d'appello. Montante dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Non è un relitto bellico quello galleggiante a largo di Lampedusa. La Marina Militare non ha trovato tracce di materiale esplosivo o radioattivo nel cilindrico metallico. Il dissalatore di Porto Empedocle, appena inaugurato, è già guasto. Una valvola rotta fa uscire un getto d'acqua sulla vicina spiaggia di Marinella piena di bagnanti. A Catania, rincari per gli stalli delle strisce blu e si allunga l'orario a pagamento. Parcheggiare in città avrà un costo più salato. Calcio, solidità difensiva e grande capacità realizzativa. Il Catania si gode il primato solitario e punta il Cosenza, prossimo avversario. La gara di domenica del San Vito in diretta e in chiaro su Telecolor. Ben trovati e apriamo con questa notizia da poco giunta nelle redazioni. Un medico di 63 anni, Giuseppe Reina, è attualmente direttore sanitario all'ASP di Catania. È stato sospeso dall'incarico perché indagato per violenza sessuale. Secondo l'accusa, quando era primario di un reparto dell'ospedale di Paternò, ha tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura. Forte del suo ruolo gerarchico anche durante i turni di lavoro, il GIP ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla procura, quello ai danni di una collega medico-chirurgo che avrebbe costretto a subire atti sessuali approfittando dello stato di soggezione dovuto alla sua condizione subordinata. Per la procura, Reina ha agito sulla base dell'abuso dell'autorità e anche nel timore da parte delle vittime di subire pregiudizi nella sfera professionale. I fatti sarebbero avvenuti nell'ospedale e sarebbero stati ripresi da un impianto di videosorveglianza, episodi avvenuti anche in presenza dei pazienti, con Reina che avrebbe fatto avanzi sessuali alla dottoressa con gesti rapidi tali da impedire alla vittima di sottrarsi alla sua azione, di difendersi e di manifestare il suo dissenso. I fatti contestati sarebbero stati commessi dal dicembre 2018 al settembre 2024. La procura aveva chiesto l'arresto, ma il GIP ha ritenuto invece per un solo episodio contestato di emettere la sospensione dalle funzioni pubbliche per 12 mesi in aziende ospedaliere, aziende sanitarie e più in generale in strutture sanitarie pubbliche. La procura si è riservata di impugnare il rigetto dell'arresto. Cambiamo argomento. Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia, condannato per corruzione. La Procura Generale di Caltanissetta ha messo in esecuzione la sentenza d'appello. Montante dovrà scontare una pena non inferiore a 4 anni e 5 mesi. Sentiamo Manlio Viola. Per oltre un decennio, ma forse anche 2, ha condizionato la vita politica siciliana attraverso una rete di funzionari pubblici infedeli e creando dossier su ogni uomo, su ogni donna che potesse interessargli, una vera e propria attività di spionaggio industriale, personale e politico. Si aprono adesso definitivamente le porte del carcere per Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani e non soltanto. Si è costituito lui stesso ieri sera nel carcere di Bollate a Milano. Si chiude così una stagione di una antimafia di facciata e di potere. Montante dovrà scontare una pena definitiva non inferiore a 4 anni e 5 mesi. La sentenza di condanna è ormai passata in giudicato per decisione della Corte di Cassazione, che ha sì annullato la sentenza di secondo grado, ma solo nella parte che riguarda il conteggio della pena, confermando le accuse e dunque la condanna. La Corte d'Appello di Caltanissetta di conseguenza ha deciso di non attendere l'udienza di riconteggio e ha emesso un decreto di esecuzione pena che è stato notificato al legale di Montante. È stato lui stesso a scegliere di costituirsi a Milano. Nelle prossime settimane a Caltanissetta si terrà questa udienza che stabilirà per quanto tempo Montante dovrà restare in carcere.
Salperanno domani da Siracusa le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. L'attacco avvenuto nella notte vicino al porto tunisino di Sidi Bou Said alla famiglia Madeira, la principale imbarcazione della spedizione della Global Sumud Flotilla, non ferma la missione umanitaria. La nave sulla quale viaggia anche Greta Thunberg è stata infatti colpita da quello che si sospetta essere un drone. Il governo ha smentito, ma le immagini delle telecamere confermano la versione degli attivisti. La Global Sumud Flotilla afferma che un'altra sua imbarcazione in partenza da Tunisi è stata vittima anche ieri sera di un sospetto attacco con drone. Non ci sono vittime o feriti, viene comunque specificato. Nessuna traccia di materiale esplosivo radioattivo nel relitto con la scritta ebraica trovato al largo di Lampedusa. Potrebbe trattarsi di parte di un satellite israeliano, ma sulla questione medio orientale il mistero rimane. Luca Ciliberti. Resta un segreto cosa stia accadendo nel cielo e nel mare siciliano. Le tensioni internazionali che investono la questione tra Israele e Gaza si affacciano prepotentemente sull'Italia. A 2 giorni dall'avvistamento resta il mistero attorno al relitto israeliano trovato al largo di Lampedusa e neppure il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, è riuscito a dare chiarimenti in merito. Penso, ha detto, si tratti di qualcosa collegato ad un lancio satellitare. Ad aggiungere preoccupazione nei lampedusani sono stati anche alcuni boati e una scia luminosa notturna avvistati precedentemente. Nessuno al momento ha fatto trapelare nulla, informazioni che sicuramente saranno a conoscenza dei servizi segreti. Ed è proprio questo il punto. L'organizzazione degli arrivi e delle partenze dei mezzi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla in Sicilia, con l'obiettivo di arrivare a Gaza superando i blocchi navali israeliani, potrebbero aver acceso i radar della difesa delle truppe militari IDF. Il relitto, un oggetto cilindrico metallico di circa 5 metri con un diametro di 1,5 metri, aveva su un lato il logo stilizzato della Space Administration israeliana, che fa parte del Ministero della Difesa e si occupa dello sviluppo di missili balistici e di satelliti. L'ipotesi è che si tratti proprio di pezzi di un satellite spia. Dai controlli effettuati dalla Guardia Costiera è stata esclusa la presenza di tracce di materiale esplosivo e radioattivo, notizia confermata proprio in queste ore dal nucleo della Marina Militare che sta operando sul posto. Adesso si attendono indicazioni da parte della Procura di Agrigento su dove trasferire il relitto recuperato, se sulla terraferma di Porto Empedocle o sull'isola di Lampedusa. Ad aggiungere mistero anche la presenza a Sigonella, lo scorso 2 settembre, di 3 aerei israeliani nella base NATO. E veniamo a 2 operazioni antidroga. Andiamo prima a Palermo, dove la polizia ha eseguito un'ordinanza nei confronti di 6 persone per traffico di stupefacenti, 4 agli arresti domiciliari, 2 sottoposte all'obbligo di dimora. Secondo l'accusa, sotto le false effigie di un'azienda dedita alla produzione legale di canapa light si producevano piante ad alto coefficiente drogante. E un'altra operazione ci fa spostare a Caltanissetta, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato 2 persone nell'ambito dell'operazione denominata Delivery Express, già avviata nello scorso mese di gennaio, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene. Torna a prendere tutti di sorpresa Asia Vitale, la vittima dello stupro del Foro Italico a Palermo, divenuta ormai una content creator su OnlyFans, oltre che su quasi tutti i canali social. In un video, proprio sui suoi canali, lancia un appello perché vengano concessi i domiciliari ai suoi stupratori. Manlio Viola. Mi auguro che i giudici possano accogliere la richiesta di far scontare ai domiciliari la pena rimanente ai miei violentatori. L'appello è di Asia Vitale, la giovane vittima dello stupro del Foro Italico. È proprio lei a chiedere, attraverso i suoi ormai seguitissimi canali social, di rilasciare Angelo Flores, Cristian Maronia, Gabriele Di Trapani, Samuel Lagrassa, Elio Arnao, Cristian Barone e Riccardo Parrinello. Mi auguro che possano rientrare nelle loro case e finire di scontare il loro debito con la giustizia nell'affetto dei loro cari e non in quell'ambiente violento che è il carcere, dice nel suo video appello, nel quale precisa di non aver nulla in contrario rispetto alla loro scarcerazione con il trasferimento ai domiciliari, e si dice convinta che potranno trovare redenzione. Ma nelle sue parole non c'è perdono, non li giustifico e non li perdono, dice ancora, ma conoscendo l'assenza dell'affetto penso che la redenzione si possa trovare solo recuperando i propri affetti, circondati da figure femminili possono trovarla. I 7 ragazzi sono detenuti ormai da 2 anni
anni, il loro arresto risale all'agosto del 2023 e tranne una brevissima parentesi solo per uno di loro non sono mai usciti dal carcere fra custodia cautelare preventiva e condanna definitiva arrivata nel novembre del 2024. Devono scontare pene che vanno da 8 anni e 8 mesi, comminata a Parinello, l'unico minore dei 7 all'epoca dei fatti, fino a 7 anni e 4 mesi, come Samuele Lagrassa, che comunque sta già scontando la sua condanna ai domiciliari dallo scorso dicembre. Asia, la vittima, ora si augura che i domiciliari siano concessi a tutti. A Porto Empedocle il dissalatore appena inaugurato è già guasto. Una valvola rotta fa uscire un getto d'acqua sulla vicina spiaggia di Marinella, stracolma di bagnanti. Davide Sardo. Clamoroso guasto improvviso al dissalatore di Porto Empedocle. L'impianto è entrato in funzione da poche settimane e atteso come una risposta concreta all'emergenza idrica ha già registrato il primo serio inconveniente. Una valvola difettosa ha provocato un improvviso spruzzo d'acqua verso il cielo, trasformandosi in una vera e propria colonna che non è passata inosservata ai residenti e ai bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Marinella. Cellulare alla mano, in tanti hanno ripreso la scena e condiviso le immagini diventate virali in poche ore. Ma non si è trattato di uno spettacolare gioco d'acqua. La causa è infatti un guasto tecnico. Sicilia Acque ha confermato l'inconveniente, rassicurando che il problema sarà risolto in tempi brevi. Secondo le prime verifiche, il malfunzionamento sarebbe avvenuto proprio durante alcuni test per portare l'impianto a pieno regime, con l'obiettivo di raggiungere una produzione di circa 100 litri al secondo. Al momento il dissalatore garantisce invece una portata di 60 litri al secondo, un incidente che ha destato stupore e preoccupazione, visto che l'impianto rappresenta un tassello fondamentale per garantire acqua potabile ad Agrigento e al suo comprensorio. Incontro al MIT tra il vice premier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile, dedicato al progetto del ponte sullo Stretto. Presente anche Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. L'incontro propedeutico all'avvio dei lavori è servito a verificare il rispetto delle tempistiche previste e ad approfondire alcuni temi cruciali, fra cui la formazione dei lavoratori per creare nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani del territorio. Adesso andiamo a Catania, si avvicina il suono della campanella, ma più che annunciare l'inizio delle lezioni somiglia un po' a un allarme. L'SOS del sindacato Gilda, l'87% delle scuole di Catania e provincia non è a norma. Tonino De Mana. Mentre gli studenti si godono le ultime ore di vacanza, il personale scolastico è già ai posti di combattimento per un anno didattico che poi non si discosta dai precedenti tra disservizi, doppi turni, tetti e controsoffitti che cadono al suolo, bagni ed aule il più delle volte fatiscenti, infiltrazioni, umidità e chi ne ha più ne metta. In Sicilia si assiste da tempo ad una situazione che non può essere ignorata ed è proprio da Catania che si leva un allarme da non sottovalutare. Mi continuano a segnalare che moltissime scuole di Catania, quasi l'87%, risulta non a norma. Avete capito bene, dalle segnalazioni emerge che l'87% delle scuole del catanese non è a norma e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Nicolosi di Paternò riceviamo queste immagini che certo non sono edificanti. In molti casi i colleghi mi segnalano addirittura situazioni fatiscenti anche in termini di tetti che insomma rischiano di cadere e quindi di poter cadere durante la lezione. Tra poco suonerà la campanella, ma genitori e nonni sono tranquilli non appena gli alunni di ogni ordine e grado varcheranno il cancello della scuola? Non si è assolutamente tranquilli perché le scuole veramente cadono a pezzi. I fondi sono sempre limitati e quindi questo è il risultato, che le scuole hanno una manutenzione abbastanza irrisoria rispetto a quello che dovrebbe essere. I fondi sono limitati e la sicurezza dei ragazzi com'è? È scarsa. Per tutti, buon anno scolastico e soprattutto buona fortuna, specie alla voce sicurezza. Ci fermiamo per una pausa e torniamo, restando sempre a Catania, per l'aumento del parcheggio con le strisce blu. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Catania strisce blu con orari estesi e tariffe in aumento. Un po' la stangata di settembre per chi va in auto ogni giorno. Parcheggiare in città è sempre più salato. Eva Spampinato. Sono troppo schifata dell'amministrazione, di come funziona.
prezzo di posto, tutto qua. Aumentato! Cittadini catanesi esasperati da disagi, caro vita e adesso anche dal caro strisce blu. Ecco le nuove tariffe e soprattutto i nuovi orari. 90 centesimi la prima ora invece che 87 centesimi, €1 dalle ore successive. La sosta per mezza giornata adesso costa €3,95, quasi €8 l'intera giornata. Una stangata blu silenziosa, arrivata non tanto a sorpresa quanto in sordina, annunciata a fine luglio nel pieno delle vacanze estive e poi messa in atto dal 1° di settembre, ma non tutti i cittadini ne sono ancora a conoscenza. No, non lo sapevo. Affatto no. Come l'ha saputo? Per caso su Facebook. Sostare a Catania costa più che a Roma, dove si paga €1 fuori dalla ZTL dalle 8 alle 19, con agevolazione, che a Catania non c'è, della sosta breve di 15 minuti per 20 centesimi. 8 ore continue a Roma costano €4, a Catania invece €5,85. È giusto pagare un servizio, però penso che i soldi vanno reinvestiti in piazze più pulite che non ci sono. Il problema sa qual è? Che non c'è il miglioramento del servizio, i posti sono sempre quelli. E anche non è giusto pagare fino alle 9 di sera. Il codice della strada impone un equilibrio tra stalli a pagamento e stalli liberi, ma siamo fuori legge perché la legge prevede che in tali stalli a pagamento ci debbono essere degli stalli bianchi. Credo di ricordare il 50%. È anche illegale solo un'ora di stop. E poi chi ha la fortuna di trovare un posto sulle strisce blu rischia di non riuscire a parcheggiare per via dell'inciviltà di chi posteggia sul marciapiede senza lasciare lo spazio necessario di manovra. Torna a Salemi la tradizionale vendemmia della legalità. Il vigneto, in un terreno confiscato alla mafia gestito dalla Fondazione San Vito Onlus, produce vino biologico. Laura Spanò. A Salemi la vendemmia diventa simbolo di rinascita e partecipazione. Presso il fondo agricolo confiscato alla mafia e assegnato dal comune di Salemi alla fondazione San Vito Onlus si è rinnovata la vendemmia della legalità. La fondazione, braccio operativo della Caritas diocesana di Mazara, produce uva biologica. Il vigneto del turismo rurale al ciliegio, incontrato a Fiumelongo, quest'anno ha prodotto 25 quintali di uva. La raccolta solidale, iniziata un decennio fa, coinvolge operatori e volontari. Quest'anno tra le vigne sono stati impegnati anche 8 ragazzi ospiti della comunità Miriam che stanno conducendo un percorso di riabilitazione. Tra i vigneti anche il presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio, e l'assessore comunale a Salemi, Rina Gandolfo. Questo è ormai diventato un appuntamento rituale per la Fondazione San Vito, che gestisce questo bene confiscato alla mafia da diversi anni. Anche quest'anno la nostra vite ha dato il suo frutto, abbiamo prodotto un po' di uva, quest'uva verrà venduta a una cantina e poi i ricavati verranno utilizzati per le attività della Fondazione. Auspichiamo che ci sia una maggiore partecipazione dei cittadini per mantenere e custodire sempre un bene che è di tutta la comunità. In mezzo ai filari sorge l'ex casolare trasformato in un ristorante con cucina tipica siciliana, simbolo concreto di un territorio che ha saputo rigenerarsi a partire dai beni sottratti alla criminalità organizzata. La vendemmia si è conclusa con una colazione rustica condivisa tra operai e volontari, segno tangibile di comunità e convivialità. Adesso c'è un'altra pausa, in chiusura il calcio. Siamo al calcio, ci occupiamo del Catania, primo in classifica, punteggio pieno. I rossazzurri adesso sono attesi dal match di Cosenza che Telecolor trasmetterà in diretta e in chiaro. Francesco Triolo. I numeri a dare e confermare forza a questo Catania, punteggio pieno, 11 gol fatti, nessun subito. I rossazzurri continuano a godersi a testa della classifica del girone, ma soprattutto gli attestati che arrivano da più parti. Il Catania c'è e da quanto visto è pronto a recitare il ruolo di protagonista per tutto il campionato. E questo l'obiettivo della società e l'ambizione di un pubblico che anche contro il Monopoli ha chiarito di meritare altre categorie. La squadra poi, seppure in sole 3 partite, ha mostrato segnali di grande compattezza. La compattezza è importantissima perché prima di raggiungere dei risultati in campo bisogna fare gruppo all'interno dello spogliatoio e la compattezza è tutto, quindi noi insieme cercheremo di
di creare un ambiente all'interno che sia fatto di persone rispettose, di persone serie che hanno voglia di lottare insieme per un unico obiettivo. Da oggi si riprende a lavorare in vista della prossima partita. La squadra di Toscano domenica dovrà affrontare l'attesissimo match di Cosenza, un appuntamento importante di spessore con il tecnico che dovrà fare a meno solo dello squalificato Quaini, che sconterà la sua ultima giornata di stop. Ma quella del San Vito Marulla sarà anche l'occasione ideale per aprire la grande stagione delle partite esterne dei rossazzurri, trasmesse in diretta esclusiva dalla nostra emittente. La partita, vietata ai tifosi etnei, sarà visibile gratis e in chiaro su Telecolor a partire dalle 14 per 4 ore live in una versione extra large di diretta stadio. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio adesso alla lettura dei quotidiani di oggi con la rassegna stampa curata da Lorena Dolci e vi ricordo che questo telegiornale tornerà nella prossima edizione su Telecolor alle 14. A tutti una buona giornata.